Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 22 del girone A di eccellenza che vede scendere in campo i padroni di casa del CUS Palermo contro la Don Carlo Misilmeri. Tale di testa, lontanato da Palmedi, Santiago Sanz di prima senza vedere, vede una gran palla per Barbera che mette giù e calcia e prende in pieno la traversa. Questa è la prima occasione da gol per la Don Carlo Misilmeri, ricapita tra i piedi di Barbera. Palermo Primavera ferma tutto con l'esterno palla bellissima di Mustacciolo e poi la paratissima invece di Carnevale sull'incornata di Canitano. Il capitano deve avere sicuramente. Mustacciolo va sul secondo palo di testa svetta più alto di tutti Alaimo, palla che si impenna, la prova a controllare la Don Carlo Misimè con questo pallone che torna poi per Mustacciolo che carica la conclusione. Questa volta il suo esterno non è pulito come nella fase precedente. Giù la palla, Garofalo, adesso Catalano ci prova ancora da fuori. La palla va fuori, scoperte. Palla intanto in verticale per la velocità di Mustacciolo che mette dentro la palla e la spizza in porta. Canitano di vantaggio Don Carlo Misilmeri con il gol dell'argentino che parte dal primo, ringrazia Mustacciolo, grande palla ed è 0-1. Trova qui la soluzione corretta con Di Fatta che taglia bene il campo, può puntare, forse perde un tempo di gioco, poi traversa sul secondo palo, sbuca Palmeri, poi conclusione di Sanz che la prende molto molto bene, ma forse all'ultimo alza il corpo. Palla tutta pure in campo e poi si autolancia qui e lo fa anche molto bene Barbera che prende il tempo. Barbera può attaccare la porta, Barbera guarda la porta e Carnevale la leva, anzi no, ecco, da qui sembrava effettivamente abbastanza netto, però sicuramente i due si sono fatti male. Si continua, bella giocata qui, finta e controfinta, va sul fondo, mette dentro e poi allontana come viene Di Salvo che poi fa una paratissima nuovamente, la giocata, una volée intenta da Caminita, ma che parata di Salvo. Adeola scivola e qui stava per combinare la grossissima, attacca comunque la porta. Barbera contro Carnevale, lo salta, Barbera la può chiudere, Barbera approfitta dello scivolone di Adeola e fa 0-2. E poi non riesce a controllare Adeola, ma va bene così perché finisce la partita. 3 punti per la Don Carlo Misilmeri che vince in casa del CUS Palermo che non ha giocato una brutta partita, ma il tipice fischio dice 0-2 con la vittoria per Mister Napoli che adesso si gode questi 3 punti in più.